Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questa settimana iniziamo subito con il campionato di Serie A perché ci sono state molte partite interessanti e soprattutto con risultati inattesi. Ma andiamo con ordine. Il Napoli è caduto al Maradona. Napoli che non perdeva da più di un anno in casa ed è stato sconfitto per 1-0 dalla Lazio. Sconfitta arrivata per uno splendido gol di Vecino. Il centrocampista uruguaiano ha calciato di prima intenzione su una corta respinta dell'esterno napoletano Kvaratskhelia e ha piazzato la palla sotto il 7. La Lazio è poi riuscita a difendere molto bene il risultato senza correre enormi pericoli, se non una traversa di Victor Osimhen. Napoli che comunque mantiene ben 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che è l'Inter, che ha battuto 2-0 il Lecce. Una vittoria importante per i nerazzurri che cercano così di trovare un po' di continuità che con le squadre della metà destra della classifica è sempre mancata. Sconfitta invece per l'altra parte di Milano. Infatti il Milan è caduto al Franchi contro la Fiorentina per 2-1. Una partita senza storia per i rossoneri che sono stati schiacciati per tutto il primo tempo, non riuscendo mai a uscire dal feroce pressing dei viola. Erano riusciti però a portare all'intervallo il risultato sullo 0-0, ma proprio a inizio secondo tempo un'ingenuità del difensore centrale inglese Tomori ha concesso il penalty alla Fiorentina, che Nico Gonzalez ha segnato con freddezza. Ha chiuso poi la pratica l'attaccante serbo Jovic. Solo nei minuti di recupero è arrivato il gol della bandiera per il Milan ad opera di Teo Hernandez. Altro big match molto importante, quello che si è giocato all'Olimpico. Infatti la Roma ha vinto 1-0 contro la Juventus, una partita brutta, rognosa e fatta di tanti contrasti fisici e poche giocate tecniche di qualità. Sbloccata però da un grandissimo tiro da fuori area del difensore centrale Gianluca Mancini, che ha ricevuto palla su un giro da destra a sinistra della squadra romanista e non ci ha pensato due volte, ha colpito forte con il collo a incrociare, segnando nell'angolino. Questa azione ha rappresentato proprio l'emblema della partita, con le due squadre che si difendevano tutte molto basse e qui però la Juventus è stata punita. Da segnalare nella Juventus anche la follia dell'attaccante Ken. L'attaccante italiano infatti è entrato all'89esimo minuto e soli dopo 30 secondi, dopo una trattenuta, ha rifilato un calcione proprio a Mancini ed è stato così espulso dalla gara, per una durata complessiva di 35 secondi in campo. Di certo, anche senza la squalifica, siamo sicuri che Max Allegri non l'avrebbe schierato nelle prossime giornate. Passiamo ora alla Formula 1. Infatti si è svolto il primo Gran Premio stagionale in Bahrain, una gara segnata da un dominio della Red Bull, che prima nelle qualifiche ha conquistato le prime due file e poi ha dominato la gara. Da segnalare per la Ferrari un inizio che peggio di così non si poteva, infatti Leclerc era tranquillamente al terzo posto a circa 15 giri dalla fine della gara quando la sua macchina si è fermata per un problema alla centralina che era stata sostituita prima della gara, quindi di certo non un buon inizio in termini di affidabilità. Peggio ancora è stato che Sainz, che era quarto, è diventato momentaneamente terzo, ma è stato superato in pista da Alonso sulla Aston Martin, che così a quasi 42 anni si è regalato un podio. Quindi si inizia con il campione uscente Max Verstappen ancora in prima posizione e con un vantaggio siderale sui concorrenti. Addirittura amarissime le parole di George Russell, uno degli alfieri della Mercedes, che ha scommesso sulla possibilità che la Red Bull vinca tutte le gare di campionato. Di certo un inizio pessimo per la competitività in Formula 1. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con nuovi risultati e nuovi racconti delle gare sportive. Da Passione Sportiva di Mattia è tutto. Ciao a tutti!